Buonasera a quanti ci stanno seguendo attraverso la Tenda TV e a quanti sono qui raccolti insieme con noi per questo quarto appuntamento della preghiera del Rosario per le vocazioni. Diversamente da quanto ci eravamo detti la settimana scorsa, non ci troviamo a casa Mater Dei, perché in questi giorni non possiamo entrare, ma ci troviamo in un altro luogo non legato specialmente alla figura di San Giuseppe, come gli altri luoghi che abbiamo scelto per questo mese di maggio, ma un luogo altrettanto significativo è il nostro seminario vescovile. Siamo davanti alla grotta della Madonna di Lourdes, dove i seminaristi ogni sera nel mese di maggio si ritrovano per la preghiera del Rosario. Insieme con loro e con gli educatori vogliamo pregare e chiedere attraverso l'intercessione di Maria e di San Giuseppe suo sposo il dono di nuove vocazioni per la nostra Chiesa diocesana. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave
Maria, Ave Maria. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto, Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, custode delle vocazioni, Prega per noi. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Preghiamo questa decina per Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutti i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate, i missionari e le missionarie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, custode delle vocazioni, Prega per noi. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù in cielo. In questa decina abbiamo un ricordo particolare per le famiglie
le mamme e i papà, i fidanzati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, custode delle vocazioni, Prega per noi. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo. Preghiamo per i giovani chiamati ad orientare la loro vita in una precisa scelta vocazionale. Rivolgiamo un pensiero speciale per Don Davide Forest e Don Giovanni Stella, che sabato 29 verranno ordinati preti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, custode delle vocazioni, prega per noi. nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria in cielo. Dedichiamo questa decina ai popoli feriti dall'odio e dalla violenza. Invochiamo il dono della pace per le situazioni più drammatiche, in particolare per la Terra Santa e il Myanmar. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, custode delle vocazioni, Prega per noi. nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata Regina del cielo e della terra. Affidiamo all'intercessione di Maria e Giuseppe l'intera famiglia umana, specialmente le sue membra più fragili, i malati, i migranti e coloro che soffrono con maggiore intensità le conseguenze della pandemia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, custode delle vocazioni, prega per noi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Dal libro della Sapienza. La sapienza di Dio, sebbene unica, può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dalla lettera Patris Corde di Papa Francesco. Davanti a una difficoltà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qualche modo. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che nemmeno pensavamo di avere. Molte volte, leggendo i Vangeli dell'infanzia, ci viene da domandarci perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e chiara. Ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Abbiamo ascoltato un passaggio della scrittura e della lettera Patris Corde di Papa Francesco previsto per la nostra giornata di mercoledì 19 maggio nel libretto che i seminaristi come ogni anno hanno preparato per il mese di maggio per accompagnare la preghiera del rosario nelle nostre comunità, nelle nostre contrade, nei capitelli. Siamo nella settimana che ci prepara alla solennità di Pentecoste. Stiamo invocando con insistenza il dono dello Spirito Santo e questa sera lo potremmo invocare come spirito di sapienza, come abbiamo sentito, perché ci doni la grazia di sentire il gusto, il profumo, il calore della presenza di Dio nella nostra vita, negli eventi che ci accadono, nelle persone che incontriamo, nelle pagine belle della nostra storia, ma come ci ha suggerito Papa Francesco e come ci dice anche l'esperienza stessa di San Giuseppe, anche in quelle meno belle, in quelle faticose, in quelle oscure. Pensiamo alla stessa pandemia che stiamo vivendo da molto tempo ormai.
Invochiamo il dono dello spirito di sapienza perché anche una domanda e un'intuizione vocazionale possono giungere da un evento particolare che ci accade, bello, ma a volte anche in eventi più faticosi, tristi, o dall'incontro con delle persone significative, un incontro, una parola, una proposta. Vogliamo chiedere al Signore che ci faccia accorti alla sua presenza nella nostra vita attraverso questi eventi e queste persone. Lo chiediamo per i giovani del nostro seminario, lo chiediamo per i giovani, i ragazzi delle nostre comunità parrocchiali, delle nostre famiglie. Ma per noi magari che abbiamo anche già risposto alla nostra vocazione, vogliamo chiedere un altro dono allo Spirito. Vogliamo chiedere il dono della sapienza perché ci faccia essere persone gustose, persone che sanno dire parole belle ai giovani, ai ragazzi, che sanno osare proporre qualcosa di significativo, e lo vogliamo chiedere anche per le nostre comunità parrocchiali, perché in questo tempo di ripresa abbiano l'ardire di proporre eventi, cammini, incontri significativi che portino al Signore Gesù, che lasciino parlare Lui e la sua parola, che chiama ancora oggi a seguirlo. Uniamo le nostre voci nella preghiera. O famiglia di Nazaret, insegnaci a riconoscere i doni e le risorse che Dio ci ha dato, perché possiamo metterli a servizio di coloro che sono in difficoltà e impariamo ad affrontare le sfide senza perderci d'animo e con coraggio creativo. Gesù, Maria e Giuseppe, accompagnateci a crescere nell'amore di Dio. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della grazia divina, prega per noi. Madre disponibile ai progetti di Dio, prega per noi. Strumento docile nelle mani della grazia, prega per noi. Vaso plasmato dallo Spirito, prega per noi. Donna attenta alla voce dello Spirito, prega per noi. Donna del sì pronto e generoso, prega per noi. Donna del dono senza riserve, prega per noi. Modello di ascolto della voce del Signore, prega per noi. Modello di discernimento, prega per noi. Modello di generosità ed dedizione, prega per noi. Guida a chi è in ricerca della sua vocazione, prega per noi. Guida a chi sceglie la via del Vangelo, prega per noi. Aiuto a chi non trova il coraggio di decidere, prega per noi. Suggeritrice della volontà divina, prega per noi. Madre dei sacerdoti, prega per noi. Madre dei diaconi, prega per noi. Madre dei consacrati a Dio, prega per noi. Madre dei missionari, prega per noi. Madre degli sposi, prega per noi. Madre di tutte le vocazioni, prega per noi. Madre di tutti i cristiani, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio,
che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Uniamo ancora le nostre voci nella preghiera composta in occasione della 58esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Ti lodiamo, Dio Padre buono, perché hai voluto la vita dell'uno legata alla vita dell'altro. Creandoci a tua immagine, hai depositato in noi questo anelito alla comunione e alla condivisione. Ci hai fatti per te e per andare con te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto. Ti lodiamo, Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell'uomo. Ravviva in noi la consapevolezza di essere in te un popolo di figlie e figli, voluto, amato e scelto, per annunciare la benedizione del Padre verso tutti. Ti lodiamo, Dio, Spirito Santo, datore di vita, perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività. Nella complessità di questo tempo, rendici pietre vive, costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza, dove ognuno, con la sua particolare vocazione, partecipa di quell'unica armonia che solo tu puoi comporre. Amen. Amen. E ringraziando tutti voi che avete partecipato alla preghiera con noi questa sera e quanti ci hanno seguiti attraverso la Tenda TV e dandoci l'appuntamento alla prossima settimana per l'ultimo appuntamento presso la Casa di Spiritualità Stella Maris a Lentiai, dove sono presenti sempre le suore Giuseppine. Ci diamo il saluto e invochiamo su di noi la benedizione del Signore. La invochiamo in particolare sul nostro seminario, sugli educatori, i giovani in cammino e su quelli che ci sono e su quelli che ci saranno. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande. L'anima mia magnifica il Signore. Lui solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece il Creatore. Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirai in eterno delle gentil canto, e mi ha esaltata per l'umile mio cuore. Lui solo è santo, Lui solo è santo.